Marco Monai, dirigente del servizio meteorologico ARPAV Veneto. Che cosa è accaduto ieri? Che tipo di fenomeno climatico abbiamo visto nella zona del Veneziano? È successo che a causa della presenza di preesistenti condizioni di caldo molto afoso e quindi di energia potenziale disponibile molto elevata, si sono innescati dei fenomeni temporaleschi particolarmente intensi. All'interno di uno di questi si è poi creato anche un tornado, che è un fenomeno particolarmente violento, e questo ha creato dei grossi danni. C'è da stupirsi oppure comunque per chi della zona è un susseguirsi di eventi in estate, quindi c'è uno storico e soprattutto dobbiamo temerne altri? Purtroppo questo tipo di fenomeni fa parte del nostro clima. La pianura padana è una delle zone della Terra in cui si verificano questi fenomeni con, direi, una certa frequenza. Bisogna anche dire tuttavia che il fenomeno di ieri era particolarmente intenso e abbiamo pochissimi precedenti storici a questo livello di intensità di energia. Riscaldamento globale, quali sono i fattori che scatenano insomma, questo tipo di evento? Il riscaldamento globale è un problema che anche prescinde da questo tipo di fenomeni, è un discorso molto più complesso. Direi che alcune caratteristiche climatologiche della pianura padana invece vanno sottolineate, queste sempre ci sono state e sempre ci saranno. La pianura padana è un catino chiuso, quindi può riempirsi di aria molto calda e molto umida, e poi quando ci sono dei contrasti con aria magari più fresca o delle altre condizioni tipo convergenza di brezze o quant'altro, partono questi fenomeni. Territorio veneziano di confine, in più anche lagunare, quindi una bomba a orologeria? Beh, la laguna può avere un qualche effetto, però direi non fondamentale in questo tipo di fenomeni. Giocano piuttosto altri fattori, come dicevo, la presenza di aria caldo-umida su gran parte della pianura, la vicinanza al mare, quindi la presenza di brezze, la presenza di rilievi a distanze non così elevate. Tutto ciò costituisce un mix potenzialmente pericoloso.